Ma sai che con l'ultima live che ho fatto con Gabriele è venuto un sacco fuori il tema del cambiamento. Cioè, stavamo parlando di fotografia e continuava a venire fuori questo discorso, no? Adattarci, cambiamento, sempre questo mondo qua. E chi mi poteva venire in mente se non te per chiarire un pochino di più questo mondo? Anche perché, tra l'altro, la prima cosa che ti volevo chiedere è come hai fatto a passare da ingegnere informatico a coach, che da questo passaggio, diciamo, da essere super quadrato a entrare in un mondo completamente diverso? Com'è stato? È stato un caso in realtà, nel senso che, allora, la prendo un po' più indietro. Più o meno alle elementari io pensavo di voler fare il medico o l'avvocato, quindi qualcosa di umanistico se vuoi, no? Come approccio. E poi non so perché alle medie mi è venuta sta fissa di voler fare l'ingegnere informatico. Sarà che tipo erano le prime occasioni in cui si smanettava un po' con i computer e quindi sembravano cose fantascientifiche. Io mi ricordo che in terza media abbiamo cominciato a usare il Commodore 16 e l'unica applicazione che c'era era una robettina per disegnare dove avevi una tartaruga che in realtà era un triangolino e tu gli dicevi avanti 10, destra 90, avanti e sembrava una cosa fighissima e forse questa parte qua mi ha preso un pochino e ha fatto sì che in me, diciamo, nascesse questa passione per la tecnologia. Quindi poi ho fatto l'ITIS, informatica, e da lì non contento poi sono andato a fare ingegneria informatica. Devo dire che già nei primi anni di ingegneria mi ero accorto che qualcosa non quadrava, però un po' di codardaggine ha fatto sì che io continuassi ormai lungo la via che mi ero tracciato e anche se con un po' di fatica alla fine riuscissi a prendere, diciamo, la laurea in ingegneria. E poi ho cominciato a lavorare in quell'ambito lì. La mia fortuna è stata che un amico, una decina di anni fa circa, forse qualcosa in più, mi ha chiamato e mi ha detto guarda che nella mia azienda stiamo cercando una figura che abbia delle competenze tecniche, però ci piacerebbe anche che si formasse o che avesse delle competenze legate alla comunicazione e al marketing. E io nel lavoro precedente avevo avuto a che fare, lavoravo in un'azienda che aveva una componente tecnica importante, però aveva anche una bella divisione grafica. E, Ok. e quindi io mi ero appassionato a questa creatività, a questa comunicazione, i colori, e vedevo che mi piacevano. Quindi ho colto al balzo la sfida di questo mio amico e ho cominciato. Poi lì fortunatamente ho avuto la possibilità, diciamo, di passare un po' dalla parte tecnica alla parte creativa, quindi Mhm. dare sempre meno la parte informatica, sempre più la parte legata alla comunicazione e al marketing e mi sono fatto un po' di gavetta, diciamo, perché la mia formazione non mi avrebbe consentito di propormi sul mercato con quella competenza lì, non ce l'avevo, avevo studiato un'altra cosa. E poi da lì sono passato al coaching per caso perché avevo un amico che aveva iniziato a fare un corso per diventare coach e aveva bisogno di carne fresca, cioè aveva bisogno di gente con cui sperimentare. E allora un giorno mi ha chiesto se mi sarei prestato a fargli da coachee. Il coachee in gergo è, diciamo, il cliente del coach, no? Ok. Io non sapevo bene che cosa aspettarmi, lui me l'ha spiegato un pochino e così mi sono prestato a questa cosa e ci sono rimasto perché alla fine ho visto che funzionava, cioè che effettivamente questo coaching, caspita, faceva succedere delle cose dentro, no? E allora ho detto, voglio farlo anch'io, cioè Mhm. basta, anch'io lo voglio fare. Solo che il percorso di formazione è un po' costoso, richiede un po' di tempo e quindi non sono riuscito a farlo subito, ma nel primo momento in cui ho avuto 2 soldini messi da parte e il tempo per farlo, mi sono iscritto e insomma mi sono appassionato a questa cosa e devo dire che continua a piacermi molto. E l'unica cosa che vedo in giro è che non è ben chiaro che cosa sia un coach e che cosa sia il coaching. Ok. Ma pensa che Quindi, dimmi, Sì. dimmi. Penso che è un po' incredibile perché stavo pensando che te sei per da ingegneria, no? E tra l'altro non so se ne abbiamo già parlato di questo discorso, ma io per chi non lo sapesse ho fatto quasi un anno di ingegneria meccanica per qualche oscuro motivo praticamente avevo iniziato
quella facoltà e capisco benissimo quando capisci che quello che stai facendo, anche se ti può riuscire, Mhm. anche perché comunque secondo me alla fin fine, a forza di dai e dai, non devi avere capito quel talento particolare per dire faccio quel percorso di studio piuttosto che un altro. Però capisci, cioè secondo me anch'io ho avuto quella sensazione di dire, cioè secondo me non sto facendo quello che voglio fare io, anche per quell'età lì, tra l'altro, è tanto drammatica, no? Cioè quando esci dal liceo o dalle scuole superiori che di solito sbagli, perché di solito chiaramente sbagli e rischi di fare lo stesso errore anche con l'università. Per cui cioè, capisco quella sensazione di non sentirsi al proprio posto. Tra l'altro, scusa, non volevo interromperti, stavi un po' parlando del discorso del coaching. Sì, beh, allora, sulla cosa che stavi dicendo te sono assolutamente d'accordo. Infatti, quando ho detto prima la codardia mia, forse è stata quella di capire e di non voler ascoltare quello che in realtà qualcosa dentro di me mi stava dicendo che non era la mia strada. E come dici giustamente te, a quell'età lì in realtà non sai bene che cosa vuoi fare e di fatto ti basi su quello che dall'esterno ti arriva, quello che fanno i tuoi amici. Cioè di fatto io dopo l'ITIS avevo il 45% dei miei ex compagni che andavano a fare ingegneria informatica, un altro 25% andava a fare informatica, scienza dell'informazione. Cosa potevo andare a fare? Cioè, erano i miei amici, io ho seguito la scia e sono andato. Col senno di poi avrei dovuto ascoltarmi un pochino di più, però è andata Chiaro. così. Per fortuna, in qualche modo, poi diciamo, mi sono ascoltato dopo, forse, probabilmente. Sì, è tutto chiaramente un percorso. È assolutamente un discorso. Il discorso del coaching, cosa posso dirti? Che in realtà, allora, in realtà in giro ci sono tanti che si spacciano per coach, no? Perché coach in realtà è una parola di uso comune. Di fatto la traduzione dall'inglese è carrozza. Quando tu prendi il treno, quando io prendo Italo, mi piace perché ogni scompartimento è coach 1, coach 2, coach 3, perché il coach è la carrozza, no? Quindi è qualcosa che ti accompagna. Oppure il coach è l'allenatore, il classico coach sportivo, no? Quindi di fatto non è che dietro al coaching ci sia una parola di uso univoco, ma è una parola di uso comune e quindi un po' tutti quanti quelli che fanno un po' gli allenatori si chiamano coach. È che il coach in realtà, quello se vuoi con la C maiuscola, in realtà è qualche cosa di normato, perché per esempio in Italia c'è una norma UNI, famose norme UNI, che è la 101 del 2015, che definisce proprio quello che è il servizio di coaching, cioè è normato il servizio di coaching, quello con la C maiuscola. Poi ognuno può dire di fare coaching e ci sta e lo può fare, però quello diciamo ufficiale è normato addirittura da una norma UNI. E poi ci sono anche delle associazioni, c'è per esempio ICF, che è l'associazione internazionale. La prima è nata nel 1995 negli Stati Uniti, ovviamente di solito queste cose partono sempre da quella parte di là dell'oceano, e oggi è presente credo in 160 paesi nel mondo con 40.000 coach iscritti, e di fatto sono tutte quante persone che seguono un codice etico, che rappresentano delle competenze che sono state definite e quindi erogano un servizio che è un servizio appunto con la C maiuscola. No, interessante, ma sempre continuando un pochino questo filone, sicuramente come tutti avrai un pochino approfittato di questo tempo libero che ci è stato donato, che è arrivato anche per un pochino per riflettere, ma anche per documentarci, no? C'hai qualche libro che magari ti ha ispirato in questo particolare momento, o comunque che ti ha lasciato un qualcosina? Mm. Allora, me l'aspettavo questa perché avevo visto la pubblicità e quindi ero preparato. Allora, io devo dirti intanto che sono un accumulatore compulsivo di libri. Ok, Cioè, se qualcuno non sa che cosa regalarmi, mi regala dei libri o un buono, poi me li compro io, cioè mi decido io che cosa prendere e quindi in realtà di libri ne ho tanti. E poi in realtà la cosa bella è che io i libri a volte li vedo, li ok. prendo e cioè, sento che c'è una sintonia con quel libro lì, no? Poi magari lo porto a casa e se ne sta sul comodino o sulla libreria per un anno. Poi Mm. magicamente
arriva il momento in cui quel libro mi serve. Ok. È come se io già avessi saputo prima che mi sarebbe servito. L'ho preso, non l'ho letto perché non era il momento giusto, ma poi è ritornato fuori, no? Quindi ho questa cosa per cui io ho tanti libri, tanti che non ho letto, ma poi ogni tanto prendono significato, arriva il momento buono, mi ricordo che ce l'ho, lo prendo e diventa il suo momento. Quindi sono pronto con i libri. Uno che sto leggendo adesso, aspetta che con la telecamera vado sempre male, è questo, è Le parole sono finestre oppure muri. Questo è molto bello perché parla di comunicazione e l'ha scritto un signore che si chiama Rosenberg. Questo Rosenberg in realtà è stato un allievo di Carl Rogers, che è praticamente il papà del counseling. E in questo libro, secondo me, ci sono tante cose interessanti sulla comunicazione, ma Ok. sulla comunicazione proprio, cioè non quella persuasiva, cioè sulla comunicazione quella vera, Ok. sulla comunicazione quella piena, che poi non è detto che non possa essere utilizzata anche nel mondo delle aziende, perché secondo me non ci sono tanti modi di comunicare ce n'è uno e dovremmo imparare anzi a usarlo sia nel privato, nelle relazioni familiari, piuttosto che in azienda. E qui secondo me ci sono dei buoni spunti. Restando sempre sulla comunicazione, un altro carino, secondo me, è... Veramente? Ti eri preparato la libreria? Cioè, tipo, No, veramente la cosa in parte. questo è Comunicazione etica di Casiraghi. Questo signore qui l'ho conosciuto un po' per caso e oltre a questo libro ne ha fatti altri due. Uno è Marketing etico e uno è Leadership etica. E devo dire che la cosa bella è proprio, diciamo, questo approccio etico alla comunicazione, al marketing, alla leadership. E lui lo pensa per le aziende, quindi non è che lo pensi per le persone, quindi anche le aziende possono essere etiche nel comunicare, nel fare marketing. Infatti questo è marketing etico. Aspetta, ma per curiosità, quanti libri ti eri già preparato? Ne ho 7, ma sarò velocissimo. Questo, questo che è bello, questo qui, è di questo che si chiama Rando Kim ed è un professore di Seoul e parla ai giovani. Parla ai giovani del suo paese, ma secondo me le cose che dice vanno bene anche per i giovani del nostro paese, quindi dipende da te, è tanta roba. Poi ce n'è un altro bello, questo mi aveva colpito per la copertina, queste cose qua. Mi sa che me ne avevi già parlato di questo qui. Allora, questo in realtà è bello perché sarebbe un libro pensato per i ragazzi e parla di emozioni, perché nessuno effettivamente ci insegna a riconoscere le nostre emozioni. E quindi, diciamo, se non te lo insegnano a scuola, se non te lo insegnano da altre parti, una cosa carina è leggere e imparare cosa sono le emozioni, anche a che cosa servono e come riconoscerle. Questo che è pensato per i ragazzi, secondo me, va benissimo anche per gli adulti, nel senso che è un po' carino, è tutto impaginato un po' simpatico con i disegnetti, queste cose qui, ed è un'ottima lettura, secondo me, anche per noi adulti. Poi ce n'è uno che non ho ancora cominciato a leggere, però mi piace anche qua la copertina, Mani. Ok, sembra bello. Perché dice mani, come le usiamo e perché? Io non mi ero mai posto il problema della funzione e dell'uso specifico che facciamo delle nostre mani, no? Ma Quindi è un comodino. te pensa che ad esempio in fotografia, soprattutto specialmente in quella di moda, una delle cose più importanti sono le mani. Cioè la posizione delle mani, e di solito è una cosa anche che mi viene chiesta, no? Tipo di selezionare le persone con cui andare a scattare determinate cose. Le mani spesso sono espressione, oltre che dal punto di vista estetico, anche di comunicazione, quindi secondo me quelli potrebbero avere delle belle premesse, però non lo conosco, quindi metto le mani avanti. A me è incuriosito e devo dire che è assolutamente corretto quello che dici te, perché uno dei canali di comunicazione che noi usiamo appunto è il non verbale e il non verbale di fatto è quella parte che prende in considerazione la gestualità delle mani, per esempio, ma anche la postura, l'espressività del viso e sono un canale di comunicazione importante. Ecco perché, per esempio, quando parli al telefono ti perdi parte della comunicazione, no? Cioè,
fai più fatica a comunicare perché hai un canale in meno da poter utilizzare, e invece la comunicazione di persona ti consente, per esempio, anche di utilizzare quello. Vado con gli ultimi due velocissimo. Tanto non abbiamo la pellicola. Allora, filosofia della medicina tradizionale cinese. Questo, siccome a me piace anche un pochino tutto l'ambito marziale, tutto l'ambito delle discipline energetiche, queste cose qua, questo è carino, è sottile, si lascia leggere perché non è un testo tecnico, però di fatto dentro c'è tutta la filosofia, diciamo, non solo della medicina cinese, perché in realtà i cinesi con concetti come Yin Yang, concetti come, non lo so, i 5 movimenti e queste cose qua, loro non spiegano solo la medicina, loro spiegano qualsiasi cosa, dall'economia ai comportamenti sociali, e quindi questo qui, secondo me, è proprio carino perché è scritto filosofia, perché in realtà è proprio una filosofia. E anche a chi non è a chi non piace, diciamo, un pochino l'ambito, secondo me ci sono degli spunti molto interessanti, proprio filosofici. Ultimo, questo è un po' da coach, i 6 cappelli per pensare di Edward De Bono. Ok. Qua De Bono in realtà è forse il massimo esponente del pensiero creativo, del pensiero laterale, quello che ha sviluppato un pochino di più questo argomento qui. E nei 6 cappelli praticamente lui dice che nell'affrontare le cose noi dovremmo guardarle da 6 punti di vista differenti, cioè dovremmo metterci 6 cappelli, nel senso impersonare 6 punti di vista diversi, in maniera tale da avere un'analisi della situazione che sia il più completa possibile, perché se no rischiamo di guardare le cose sempre dal solito punto di vista e ci perdiamo tutti gli altri punti di vista. Quindi questo secondo me è tanta roba anche questo. Molto interessante. Beh, tipo, ti ho scoperto veramente grande lettore. Cioè, non mi aspettavo che ti eri preparato la libreria in parte su questa cosa qua. Però sicuramente è molto apprezzata. Tra l'altro mi ha incuriosito su 2 o 3 titoli. Ma stavo un attimo riflettendo sempre sul discorso, no, del percorso che mi hai detto all'inizio. C'è una cosa che veramente ti piace di dove sei arrivato adesso, professionalmente ma anche umanamente? Cioè, chiaramente le 2 cose assieme che ti piace veramente tanto? Allora, bella domanda questa. Allora, devo dire che in realtà forse non c'è una cosa nello specifico che mi piace di più, e questo forse è anche il motivo per cui poi alla fine finisco per farne 500.000, perché se almeno avessi una cosa che mi piace, proprio mi piace tanto quella cosa, magari sarei più focalizzato. E invece in realtà la cosa che mi piace è sentirmi utile per qualcuno, sentirmi utile, cioè quando faccio le cose, vedere che dall'altra parte qualcuno ha beneficiato di quello che magari ho fatto, di quello che posso avergli detto, dello stimolo che può essere nato in lui dall'aver anche semplicemente parlato assieme, questo a me piace. E però capisci bene che cioè questa cosa qua può nascere sia non lo so, dall'insegnare in palestra, piuttosto che da fare coaching, piuttosto che dal lavorare in un'azienda che fa comunicazione, ma anche semplicemente andare a bere il caffè la mattina e magari, non lo so, vedere che il barista che ti porge il caffè, semplicemente perché l'hai salutato e gli hai fatto un sorriso, sta meglio. Quindi non c'è una cosa, c'è diciamo quello che tutte queste cose che magari faccio possono rappresentare, e quindi non riuscirei a dirti una cosa. E questo è un po' quello che mi frega, come ti dicevo prima, perché forse mi fa fare tante cose. Tra l'altro ne approfitto perché dato che siamo qua appunto su questo video, ne approfitto, ti chiedo una cosa anche un pochino personale. Allora, partendo dal presupposto che io sono uno che si fa veramente i viaggi mentali prima di fare qualsiasi tipo di cosa, no? Grande premessa, e tu mi conosci, quindi sai benissimo di cosa mi sto riferendo. Io ho sempre avuto un dubbio, cioè tipo io ad esempio come freelance, ma tutti no, nel senso chi è freelance, chi è dipendente, chi ha la propria attività, chi ha la propria, cioè un discorso molto ampio e generico. Ha più senso
aggiornarsi a piccoli passi, quindi, come dire, aumentare la difficoltà, no? Cioè, ti faccio un esempio, questa cosa qua di video mi piace personalmente, lo trovo molto interessante. Oggi magari parto con un video al mese, poi diventi più bravino, ne fai una settimana, poi uno, in maniera, come dire, di aumentare lo stress, non aumentare lo stress con l'esperienza, o, Mhm. o invece ha più senso, cioè, partire, come dire, standard e poi ad un certo punto cercare di fare il salto per farsi, tra virgolette, un pochino male, però diciamo che il beneficio potrebbe essere molto di più, soprattutto nell'esperienza, no? Ma come tutti i lavori, cioè, magari fai sempre gli stessi lavoretti e poi ne prendi uno che non hai la competenza, però ti ci butti. Io ho sempre avuto il dubbio, no, tra le due cose. Cosa ne pensi? Anche questa è una bella domanda. Allora, non credo che ci sia una risposta valida per tutti. Nel senso che, come dicevi giustamente te, anche per attitudine magari personale, c'è chi ha la necessità magari di fare piccoli passi per arrivare magari a un grande cambiamento e chi invece riesce a fare dei cambiamenti solo nel caso in cui cambia di botto. E quindi qua potremmo dire che forse la differenza è tra l'affrontare le cose attraverso un miglioramento continuo oppure attraverso un cambiamento. Perché il miglioramento è quella cosa che dicevi te per piccoli passi, no? Cioè inizio a migliorare qualche cosa della mia situazione senza stravolgerla. Vedo che questo piccolo miglioramento mi porta dei benefici, questo mi rincuora, questo magari mi dà anche la voglia di continuare a introdurre miglioramenti successivi e poi a un certo punto mi trovo a quel cambiamento che non avrei neanche pensato che sarebbe arrivato e ci arrivo per piccoli passi. In casi invece c'è proprio il cambiamento, ma il cambiamento di solito è la rottura con quello che era la situazione che c'era prima, no? Quindi, per esempio, c'è chi vuole migliorare qualche cosa all'interno del suo ambito di lavoro senza cambiarlo, perché gli è sufficiente. Miglioro qualcosa, ma intanto sto qui. E quello che dice no, non mi va più bene, voglio cambiare completamente. Si licenzia e si cerca un altro lavoro. Ok. In entrambi i casi, però, allora, in entrambi i casi ci sono sempre delle resistenze interne che intervengono, sia nel miglioramento sia nel cambiamento. E che a volte ci dimentichiamo che cambiare è la norma, è normale, cioè, tutto cambia, cambiamo sempre. Io quando sono andato a letto ieri sera ero diverso rispetto a come mi sono alzato questa mattina, ma perché se proprio i costituenti del mio corpo, ok, si sono cambiati, le mie cellule si sono rigenerate, cioè io fisicamente sono un'altra persona, se vuoi, rispetto a quello che ieri sera. E però è anche vero che quando si deve affrontare un cambiamento, un miglioramento, c'è sempre un po' di resistenza data dal fatto magari che la natura in generale tende all'equilibrio, tende a una situazione di dispendio di energie più basso possibile, no? E quindi quando tu cambi in realtà devi mettere in moto, devi scatenare ogni volta qualcosa. Chiaro, ma secondo te, io che sono mega pigro, cioè io cose devo essere convinto, ma convinto, pazzesca. Cioè, in verità, tipo, a volte reagisco molto d'impulso, cioè faccio le cose, però nella maggior parte dei casi, prima di iniziare a fare una cosa, come minimo devo vedere almeno altre 10 persone che hanno iniziato. Qual è l'ostacolo che magari uno può avere, no, prima di cambiare? Cioè, qual è la cosa che mi ferma per fare il passettino in più? Mm-hmm. Se c'è, chiaramente. Allora, partiamo da quella condizione che abbiamo detto prima, per cui noi tendiamo all'equilibrio e quindi al restare all'interno della nostra zona di comfort, a fare un po' fatica, diciamo, ad uscire da questo recinto che ci siamo creati. Poi c'è anche da dire che queste resistenze in realtà possono essere di due tipi. Ci sono le resistenze esterne, che quindi arrivano dall'ambiente che ci circonda, no? E l'ambiente può essere tipo il nostro contesto, le nostre relazioni, per esempio, non lo so,
Metti caso che tu sei sposato, hai una moglie, dei figli e decidi che ti vuoi trasferire a New York per lavoro perché hai una grande occasione, no? Torni a casa, lo racconti a tua moglie e lei ti dice: col cavolo che vai via, tu hai una famiglia e stai qua. Perché di solito chiaramente è la donna che comanda in questi cosi qua, quindi Eh sì, non ci sono tante alternative. Però in quel caso lì non è una resistenza tua interna, cioè tu vorresti anche andare, saresti pronto, no? Però a volte ci sono anche delle resistenze che arrivano dall'ambiente esterno e quindi bisogna fare i conti anche con queste resistenze. Lì è un po' più difficile, diciamo, riuscire a governarle, no? Proprio perché da un certo punto di vista le subiamo. Quello che possiamo però gestire sono le nostre resistenze interne e sono quelle che vengono chiamate, per esempio, le convinzioni limitanti. Queste potrebbero essere delle resistenze interne, no? Cioè, noi crediamo delle cose che non sono vere, ma noi le crediamo e queste cose qua di fatto ci limitano. Per esempio, non so, quando uno dice, ma sai, io non sono portato per le lingue. In realtà non c'è un'evidenza scientifica, cioè, allora, può essere che uno abbia fatto un test particolare e da quello emerge che non ci capisce niente con le lingue, ok, allora quello è un limite. chiaro. Ma il fatto di dire non sono portato, oppure ma sono troppo vecchio per cambiare lavoro adesso, cioè, sono quelle generalizzazioni, sono quei si dice, quel sentito dire, ma sai, ho sentito dire che sta cosa qua non si può fare alla mia età, no? E quindi sono delle limitazioni che ci autoimponiamo. Sì, sì, sì. Sì, che poi tra l'altro quello che stai dicendo invece, cioè, lo considero molto interessante perché adesso io nella mia modestissima esperienza lavorativa, no? Tu vedi che anche cambiare diventa sempre più frequente. Cioè, in verità, penso che 50 anni fa, ecco, io non c'ero, quindi immagino che sia stato così. Cioè, uno portava le sue conoscenze, imparava quattro cose, faceva un certo tipo di scuola, quelle informazioni se la portava fino a fine carriera lavorativa e bene o male si, come dire, aveva il suo equilibrio, no? La sua onestà intellettuale, cresceva, eccetera. Oggi deve essere tanto predisposto, ma forse non hai neanche la scelta. Cioè, tu sai che il cambiamento, adesso questo momento qua, ma potrebbe capitare anche tra 5-10 anni, tra una settimana potrebbe ricambiare tutto, ed effettivamente è proprio l'attitudine che deve esserci nel cambiamento. Cioè, tu sai che capita, ormai tipo è scontato che le cose che si fanno hanno una vita sempre più breve, cioè vita nel senso da quando la inizio a quando la finisco, prima che la devo cambiare per farla rifunzionare, dura sempre meno. E quindi è molto interessante come discorso. Tra l'altro, volevo chiederti un'altra cosina. Io so che sei super, non dico appassionato perché è una parola forse che non mi piace tanto, però fai sport praticamente da sempre. Sì, tutta una serie di arti marziali che faccio fatica anche a ricordarmi i nomi perché ogni volta me ne dici una nuova, per cui ormai ho perso il conto tecnico di quante ne segui, ma forma fisica e forma mentale, no? Hanno, immagino che hanno una connessione, però io posso portare avanti solo una delle due? Cioè, ad esempio, ripartiamo dal mio caso, io sono pigro, io dico ok, cerco di concentrarmi solo sulla mia psiche, sulla mia finalità, però trascuro completamente la parte fisica. Ha senso, sapendo che comunque magari ha dei limiti, o devo sempre portare avanti le cose di pari passo perché sennò, come dire, sbaglio in ogni caso? Allora, diciamo che ormai anche la scienza è concorde sul fatto che noi siamo la somma di più componenti e che quindi, diciamo, noi siamo non solo, non siamo un'entità unica, ma siamo la somma di corpo, mente e spirito. Adesso questo è un po' il trittico a cui siamo arrivati, no? Poi in realtà siamo arrivati adesso con la scienza a capire questo, quando le saggezze antiche in realtà lo sapevano 2000 anni prima di Cristo, no? Cioè l'avevano già detto e l'avevano già capito, però questo qui vabbè è un altro discorso. Però di fatto noi dobbiamo fare i conti con queste tre componenti che senza dubbio si innestano una nell'altra, cioè senza dubbio si influenzano. E quindi secondo me avrebbe poco senso decidere di puntare semplicemente su una cosa, no? Perché tu puoi anche portare
quella cosa all'estremo, se vuoi, però di fatto comunque rimani carente sulle altre due, no? E quindi se tutte e tre devono contribuire ad arrivare a un certo livello, per quanto tu ne alzi una, cioè se le altre non si alzano, cioè comunque ti precludi la possibilità di una crescita più completa, no? E quindi per forza di cose io direi che bisogna lavorare su tutte. E per esempio se vuoi lavorare sul corpo, senza dubbio ti direi il movimento, ma perché il movimento è proprio la rappresentazione della vita. Mhm. Pensi per esempio, non lo so, alla massima espressione di vitalità, cioè proprio la vita nella sua forma più intensa. A me viene da pensare un bambino che è, diciamo, la persona nello stadio in cui è più vitale. Ed è più Ok, vitale perché si muove tanto, cioè non sì, sta sì, mai fermo. chiaro, vero? Se invece tu pensi a una vitalità ridotta, pensi per esempio all'anziano. Ok, E il massimo dell'inattività, cioè quando tu non ti muovi più, in realtà mm, è quando sei morto. ok, E quindi il nostro corpo muore quando non si muove. E allora se io devo lavorare sul corpo, gioco forza, secondo me, lavorare sul movimento è la cosa più naturale che noi possiamo fare. Ma lo vediamo anche in natura, cioè un albero quando è secco ha i mm, rami che si spezzano, cioè non sì, sono più. Invece un albero vitale è un albero che al vento magari si muove, ma non si spezza. E ok, quindi proprio la vita è data dal movimento. Poi il nostro corpo è una macchina e ha bisogno anche di benzina, se vuoi, no? E quindi ti direi movimento sì, però anche una sana alimentazione. Io non sono uno specialista e non ho ricette particolari da dare, però direi che comunque anche buttare dentro della buona benzina è fondamentale. Cioè, tu pensa solo, se tu avessi una macchina che va a benzina, ce l'hai, eh, ma risparmieresti mai dei soldi per buttare dentro della benzina allungata con acqua? sì, sì, Semplicemente ti costa meno. sì, 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 Che senso ha che dopo 20.000 chilometri devi rifare il motore? Che chiaro, dopo 5 anni devi buttare via la macchina? Però noi a volte non facciamo questo paragone e ci buttiamo dentro della benzina allungata con l'acqua. ok, sì, 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 Dovremmo stare un po' più attenti a questo. Poi ti dico, io non ho ricette, non sono... sì, sì. No, no, ma sicuramente, sicuramente, però tipo è una cosa scontata, perché comunque ok, cioè tipo è scontato dire mangi bene, stai bene, eccetera, però io sto pensando sempre anche un pochino alla mia vita personale, cioè effettivamente tenere in piedi tutte le cose non è scontato, ma perché è una cosa che nessuno ci pensa, cioè diciamo non fa parte della persona comune pensare, non so, avere un'alimentazione giusta, avere l'attività sportiva giusta, formarsi nel modo giusto e lavorare nel modo giusto. Cioè, effettivamente sono tante cose sopra un piatto che forse la maggior parte delle persone ignora quasi tutti questi aspetti. No? C'è uno, come dire, più concentrato magari sulla competenza tecnica, tipo ad Mhm. esempio il mio, no? Foto, 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 video, 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 eccetera, cioè andare sempre in quella direzione lì, però comunque ti escludi effettivamente un sacco di cose che ci sono attorno, che da come mi stai dicendo chiaramente ha senso esplorare in maniera, cioè, in maniera anche curiosa, forse senza neanche tipo troppo pensare Sì, sì, se senza dubbio. Lì ti dico, lì manca anche un po' di educazione al fare questo, nel senso che è qualche cosa che magari a cui uno può arrivare perché, non lo so, gliel'ha detto l'amico, ha letto un libro, perché magari ha un problema di salute e facendo un certo tipo di percorso, oppure non lo so, che ne so, si è trovato con la schiena bloccata, l'hanno mandato a fare ginnastica posturale, ha visto che questo gli ha migliorato la situazione, da quel momento in poi inizia a capire che anche la componente di movimento è importante tanto quanto la componente lavorativa e quindi decide che cascasse il mondo, mezz'ora al giorno lui si fa la ginnastica posturale perché sennò si ricorda benissimo cosa quanto significa. mai esatto, no? Quindi o lo impari perché, perché l'esperienza di vita ti porta ad impararlo, oppure dovrebbe esserci
qualcuno o qualcosa che te lo dovrebbe insegnare, e qui magari potrebbe essere la scuola, la famiglia, adesso non Sì, sì, lo sì. so, chi abbia più responsabilità o comunque chi se ne dovrebbe occupare, però senza dubbio abbiamo perso quell'attitudine ad ascoltarci. Ok. Cioè siamo diventati tanto bravi molto probabilmente sul fuori, Mhm. e abbiamo perso un pochino invece quella capacità di ascoltarci dentro, che però non è che fosse di Buddha o di qualcuno nato 2000 anni fa, perché se noi pensiamo ai nostri nonni, loro questa capacità ce l'avevano sicuramente molto più di noi. Il concetto di collegamento, per esempio, con i ritmi delle stagioni, cioè per loro era naturale, per esempio, che ci fosse il momento del riposo, il momento del lavoro, e quindi Ok, per sì. l'inverno, cosa si fa d'inverno? Sì, D'inverno sì. ci si riposa, perché la natura riposa e l'uomo probabilmente anche lui ha bisogno di momenti in cui riposare. Perché i nostri nonni andavano a letto presto e si svegliavano presto? Perché nel ciclo naturale di vita anche il nostro corpo funziona meglio se riposa un certo numero di ore, ma non un certo numero di ore dalle 8 di mattina alle 2 di pomeriggio, dalle 9 alle 5 di mattina, dalle 9 di sera alle 5 di mattina Mm. piuttosto. E quindi queste cose qua erano parte della saggezza cioè, che avevano già i nostri nonni, e che noi siamo più fighi, siamo moderni, ma noi abbiamo i computer, queste cose qua, ed effettivamente la tecnologia ci ha fatto fare dei grandi passi avanti, però ci siamo persi un pochino, abbiamo snobbato un pochino quelle che erano delle conoscenze che avevamo e che oggi, secondo me, stiamo un po' riprendendo, perché ci siamo accorti forse che effettivamente avevano un senso. Quindi quando adesso ti vai a comprare la verdura dal contadino a chilometri zero, e una volta tutti avevano l'orto, e Sì, sì. adesso scopriamo il chilometri zero, ma mio papà si fa ancora l'orto adesso, perché? Sì. Perché perché è una cosa diversa, perché la vitalità di quella cosa che mangi è diversa rispetto a una cosa che è stata prodotta a 100.000 chilometri di distanza, è stata raccolta cruda e poi è Mhm. arrivata in una nave o in un aereo ed è arrivata sul banco della frutta, tu te la compri. Cosa può dare al tuo corpo una cosa di quel tipo rispetto a una cosa che è maturata, attaccata alla sua pianta fino alla fine, nelle condizioni corrette di sole, luce, acqua, alla stagionalità e tutto il resto? No, no, verissimo, verissimo. E poi a proposito di viaggi o comunque di cose che vengono da fuori o comunque curiosità, direi anche di vedere cose nuove. Io so che sei stato in Africa poco tempo fa. Come, non te l'ho mai chiesto come mai ci sei stato? Allora, sono stato in Africa, beh, ormai diversi anni fa, Ok, anche lì per caso. ok. Visto che ero andato con degli amici che invece avevano forte il desiderio di andare in Africa e di scoprire l'Africa, quindi di fare un safari, di vedere, di vivere proprio l'Africa. E mi hanno detto vieni, io ho detto sì, vengo, perché no? E l'esperienza è stata effettivamente una bella esperienza, nel senso che eh, non mi aspettavo, non mi aspettavo una bellezza dal punto di vista umano così forte, nel senso che sì, bella l'Africa, nel senso bello il safari, belli gli elefanti, bella tutta la natura che ci sta dietro, questi spazi sconfinati, selvaggi, cioè questa natura molto forte che noi facciamo fatica a vivere, diciamo, qui in Italia. Però la cosa bella che mi ha colpito di più sono state le persone. E Ok. io ero in un paesetto piccolo, povero, tutto sommato non poverissimo, perché in realtà era un paesetto turistico e quindi di fatto stavano molto meglio magari rispetto a chi vive nell'entroterra e veramente sta molto peggio. Però per capirci, la gran parte della gente viveva nelle capanne fatte di fango, e ti Mhm. dicevo
ogni 4-5 anni veniva giù e dovevano ricostruirla, quindi vedevi queste persone che partivano la mattina magari anche con la camicia e la cravatta e uscivano da una casa di fango e andavano a lavorare perché magari lavoravano, non lo so, nel negozio di telefonia, che quella c'è dappertutto, telefonia la trovi dappertutto anche in Africa, però ho scoperto e ho visto tanta dignità, persone con una grande dignità e persone mediamente molto più felici di noi, ma molto più felici di noi, pur sapendo che in realtà quali erano i loro limiti, Sì, sì. perché comunque erano persone che, come ti dico, non facevano una vita facile, però avevano quella pienezza nello sguardo che io faccio fatica a trovare quando giro qua per l'Italia o comunque per l'Europa, in paesi dove abbiamo molto molto di più. E allora a quel punto lì mi sono chiesto veramente, cioè mi sono fatto la classica domanda, ma i soldi fanno la felicità? E lì mi è venuta in testa sta cosa, sto tarlo, ho detto, ma se io avessi, lo chiedo a te, se tu avessi 1000 volte in più di quello che hai, soldi, casa, macchina, queste cose qua, saresti più felice secondo te? No, no, è vero, è un'ottima domanda. Cioè, secondo me, tipo, io li vedo tanto come uno strumento, cioè uno strumento nel senso, se mi aiutano a realizzare quello che mi piacerebbe fare a me, tipo ad esempio a me piacerebbe girare sempre, partiamo da questo grande presupposto, cioè fosse per me molto probabilmente tipo mi piacerebbe essere in una città diversa ogni giorno, perché comunque sono attirato dalla cultura, dai posti, i paesaggi, comunque la grande fortuna del mio lavoro è proprio quello di poter vedere tante cose e riuscire a combaciare lavoro e esplorazione del mondo, chiamiamola così. Non mi considero nessuno, penso di aver visto niente di quello che esiste, però il concetto è che effettivamente se io ne avessi tantissimi, molto probabilmente forse continuerei a fare quello che faccio, eh, Mhm. però chiaramente la cosa ancora più divertente è che lo farei totalmente per me e non magari aspettando, cioè con i miei ritmi e con quello che mi piacerebbe fare veramente in quel momento lì. Quindi non cambierei completamente, diciamo, vita, cioè non sono uno che direbbe tipo, boh, con tanti soldi, piscina, per capirci, sto in piscina tutto il giorno, perché cioè, effettivamente penso di essere in una posizione più o meno giusta rispetto a quello che vorrei essere in questo momento qua. Dopo magari tra 3 giorni mi stufo e voglio vivere lungo una piscina per sempre, cosa che potrebbe veramente capitare, però effettivamente me la vedo un pochino così, cioè lo vedo effettivamente come strumento per arrivare dove non sei ancora arrivato, ma in maniera positiva. Io mi sono dato un po' la stessa risposta, nel senso che io poi ho guardato loro e ho detto, io sono 1000 volte più ricco, mettiamola, rispetto a voi. Sono felice? Mi sembrate ancora più felici voi? Chiaro? Quindi io mi potrei mettere nella stessa condizione e dire, ma uno che è 1000 volte più ricco di me sarà più felice di me? E probabilmente no, perché come dici te, allora i soldi, parliamoci chiaro, servono, una certa quantità di soldi serve, ma secondo me non tanto per la felicità, ma come Mhm. dici te, più che altro per una questione di sicurezza, cioè Sì, per dire, ok, questo mi garantisce di poter mangiare e non aver l'ansia di sapere se mangerò o non mangerò, di sapere di avere un tetto sopra la testa, di sapere di poter mandare i miei figli a scuola, di potergli garantire anche a loro da mangiare, queste cose qui. Quindi avere una quantità di soldi tale per cui questi bisogni primari, se vuoi, sono soddisfatti, che poi possono essere anche il bisogno magari di viaggiare, di vedere queste cose qui, però oltre quello, secondo me, non ti cambiano il livello di felicità, perché la felicità in realtà è un'altra cosa. E qui mi viene in mente, c'è uno psicologo, si chiama Martin Seligman, che è mhm. praticamente uno dei padri della psicologia positiva, che è una psicologia, diciamo, è una branca, se vuoi, della psicologia che è abbastanza recente. E lui è uno che ha
studiato scientificamente la felicità, nel senso che per lavoro proprio ha studiato in maniera scientifica il concetto di benessere, felicità e queste cose qui, no? E sintetizzando un po' i suoi studi, lui dice che esistono 3 tipi di vita felice, cioè 3 livelli di felicità, se vuoi, no? C'è la vita felice che deriva da emozioni positive, cioè adesso esco, prendo una Ferrari, vado a farmi un giro in Ferrari, wow, fine. Oppure mi butto con il bungee jumping, wow, cioè, e sono felice, nel senso che cioè, questa cosa qua mi dà emozioni positive, mi rende felice. Però purtroppo questa cosa qui ha scoperto questo Seligman che per il 50% è ereditaria, cioè quanto fare queste cose incide la mia felicità al 50% è ereditario, quindi uno sì e uno no, cioè uno può averne un pochino di più e uno invece no, e lì è natura, no? Se anche tu sei fortunato che sei nel 50%, che hai ereditato questa cosa, che fare quel tipo di attività lì ti dà felicità, esatto, la puoi in caso incrementare, cioè puoi aumentare questa felicità che ti deriva dal fare quelle cose per un 15-20%, quindi neanche tantissimo. La sfiga più grande però di questa cosa è che questo tipo di felicità crea dipendenza, se vuoi, cioè tu ti abitui a questa cosa. Quindi se io oggi guido la Ferrari, contentissimo, ma se continuo a guidarla per una settimana, l'8º giorno non mi dà più felicità. Okay. Quindi devo andarmi a prendere una Lamborghini. Okay. E quindi con la Lamborghini devo correre a 200 all'ora, ma poi 200 all'ora non mi darà più felicità e dovrò andare a 320 all'ora. E questa, capisci, è una rincorsa che non finisce mai, per cui la mia felicità è sempre agganciata a qualcosa che sta fuori. Non può essere questo il concetto di felicità vera. E allora lui dice c'è un'altra felicità, tranquilli, che è la felicità che deriva dalle esperienze ottimali, cioè quando tu fai qualche cosa, esprimi qualche cosa di te, sei in una sorta di stato di flusso, si chiama il flow, no? E lì sei felice, cioè tipo, tu che sei fotografo, nel momento in cui sei lì con, non so, un bel paesaggio, la tua macchina fotografica, ti metti lì e sei felice effettivamente, no? Questa cosa qua, tra l'altro, l'ho provata anche più volte e soprattutto te ne accorgi quando non sei... È come... È strano come esperienza, però è come... Non dico che ti vedi da fuori, però tu sei talmente quasi in autonomia in quello che stai facendo, cioè sei completamente avvolto. Adesso mettiamo il caso, mi capita anche con i lavori commerciali, cioè non vuol dire essere solo in un posto bello, cioè può essere ovunque, no? Ma ti senti proprio sul posto giusto, cioè quel mix di adrenalina barra sicurezza nel fare le cose, che il tempo vola, ma vola nel senso che non hai la percezione di quello che stai facendo, perché ad un certo punto è quasi come le già passate 2 ore di lavoro, mi ho fatto 3 cose. E l'altra cosa è che non sento la fatica, cioè non mi sento affaticato in quello che sto facendo, ma anzi mi sento carico in quello che sto facendo, cosa che invece conosco benissimo quando sono molto in stress. C'è il classico lavoro in cui magari c'è una complessità importante, c'è magari un'incertezza di tante variabili, cioè non so, ad esempio devo fare delle foto all'aperto, potrebbe piovere, non posso controllare la pioggia e quindi sono con l'ansia, no? E quindi quello stato lì, cioè, non lo sento. Però è interessante perché lavorativamente capita e capita quando sei veramente preparato e con la giusta dose anche di voler godersi o goderti, no, purtroppo non so l'italiano, io dillo pure in inglese. E quindi praticamente no, tipo che sei concentrato in quello che stai facendo e te la godi veramente. È esattamente quello, l'hai descritto, cioè meglio di un libro, è proprio quello. La felicità che deriva da esperienze ottimali è proprio quella. L'unico problema è che, allora, che tu lo faccia per lavoro, che tu magari riscopra, diciamo, questa sensazione attraverso i tuoi hobby, le tue passioni, queste cose qua, anche lì è una piccola parte della tua vita, della tua giornata, no? Quindi di fatto tu passi da esperienze che ti portano qui e dopo sei qui e poi torni qui così. E lui dice c'è un'ultima
un ultimo tipo di vita felice, invece, che dovrebbe essere quello invece risolutivo, che è la vita felice piena di significato, ovvero nel momento in cui tu riesci a dare un senso alla tua vita, nel senso che riesci a scoprire veramente, capisci chi sei e perché sei arrivato qui su questa terra, quindi hai uno scopo nella vita, a quel punto lì tu puoi fare qualsiasi cosa perché ogni cosa che tu fai sarà funzionale allo scopo. E quindi è come se tu fossi sempre in quella condizione di flow che abbiamo visto prima. Sì, 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 sì. Questo vuol dire che non ti capita niente di male? No. Che non ti si rompe la macchina? No. Cioè, quelle cose accadono sempre e comunque, cioè, sono incontrollabili, sono parte della vita. Però se uno ha questa direzione, anche se gli si rompe la macchina, affronta la rottura della macchina in una maniera diversa, perché comunque la vede funzionale al suo scopo. Chiaro, E non è che chiaro. uno soffre, stai male lo stesso, cioè nel senso, per dire, non è che se ti dai una martellata su un dito e sei in questa condizione qua non fa male, fa assolutamente male, però è una condizione di vita con un senso. Ok. E Ok. questo dovrebbe essere quello che ti consente, diciamo, di eh, vivere in maniera piena, in maniera felice. I cinesi, nel taoismo, nella medicina tradizionale cinese, dicono che ogni persona, quando nasce, nel momento per i cinesi, te la faccio proprio veloce veloce, il momento topico per i cinesi non è nel momento in cui tu nasci, cioè vieni partorito, come qua che magari per esempio non lo so tipo il segno zodiacale o queste cose qua dipendono dal momento della nascita, del parto. Per loro invece tutto ha inizio nel momento del concepimento, cioè quando l'energia maschile e l'energia femminile si uniscono e lì magicamente scende giù una fiammella che è l'energia universale che praticamente dà il là a tutto e la vita inizia. In quella fiammella lì, che per me che sono di cultura cristiana è tipo lo Spirito Santo, me lo immagino, ok? Che scende giù, lì dentro c'è una cosa che loro chiamano il mandato celeste, cioè il motivo per cui tu vieni al mondo. Il tuo scopo dal momento in cui nasci è capire qual è quello scopo, perché prima lo capirai e prima inizierai a metterti sulla strada per andare verso quella direzione. E solo nel momento in cui tu ti metterai su quella strada lì sarai veramente felice. Ci sono dei momenti in cui tu, non sapendo dove devi andare, fai così e ogni tanto passi per la strada tua, no? No. Il problema è arrivare lì e dopo continuare su quel solco, no? Chiaro. Ma c'è un qualche cultura a livello proprio di civiltà o comunque di posto che ti piacerebbe viaggiare, anche in linea, insomma, con quello che stai dicendo? C'è un posto dove ti piacerebbe andare prossimamente? Allora, posti dove vorrei andare. Allora, sicuramente non sono attratto dalle grandi metropoli. Ok. Quindi, non lo so, New York, Dubai, Sydney, cavolo ne so, Londra. Non è che mi attira tanto quella componente di confusione, diciamo che non ho una meta ambita in questo momento. Boh, sì, forse mi piacerebbe, tipo, non lo so, la Thailandia, l'Indonesia, un po' quel tipo lì, però devo dire che sono attratto principalmente dalle grandi meraviglie della natura, quindi per dirti, non lo so, un deserto, ecco, andare su un deserto mi piacerebbe. Pazzesco che... So che tu ci sei andato, cioè secondo me è una Oh, cosa che puoi fare. sì, sì, guarda, ho avuto la fortuna di esserci qualche mese fa ed è pazzesco. Uno, perché quando tipo lo vivi dentro, io tipo ero praticamente tra il Marocco e l'Algeria, Mm? praticamente alla fine, e effettivamente quando sei lì, uno ti sembra una cosa che vedi solo nel tuo immaginario, quindi nei film, quindi esserci già dentro, dici come effettivamente sono dentro un deserto, cioè, sono un po' difficile, cioè ti fai fatica anche a renderti conto che sei in un posto di quel tipo lì, e l'altra è l'estrema bellezza di quel posto lì, cioè
te lo immagini anche lì un po' nei film come un posto cattivo, nel senso dove si sta male, si soffre, e giustamente c'è tutto un discorso di clima assolutamente non scontato, ma la bellezza e i colori che tipo ho visto lì, cioè la sabbia che non è grigina, per capirci, come le classiche spiagge che ci immaginiamo, ma che è proprio questo arancione forte, un arancione quasi rosso, che tra l'altro si illumina quando praticamente il sole va un pochino calando, quindi quando tipo c'è il momento del tramonto, che è il momento migliore, in pratica tipo tutto il deserto, oltre ad avere le ombre lunghe, per cui tipo esalta chiaramente le dune, e il cielo è pazzesco. E guarda, ti dico, se ti capita, è una bellissima esperienza. Penso che, non so se ho avuto fortuna, fortuna ci sono stato qualche giorno, non ci sono stato una vita intera, però sicuramente è una cosa da vedere, e anche essere, cioè secondo me è proprio bello dire, godersi quel momento lì, essere in e poi c'è una pace pazzesca che pensa per assurdo la stessa sensazione di pace che ho trovato lì, nel senso questo momento di tranquillità, l'ho vissuto anche in Islanda, tipo in cui c'erano praticamente queste lande deserte. Cambiava lo scenario, ma diciamo la sensazione era la stessa, e sono chiaramente gli antipodi, no? Cioè da una parte sono 45 gradi, cioè, caldissimo, e dall'altra parte c'è freddissimo e piove, ed è stato molto particolare. Sì, ecco, vedi, quelle ambientazioni là, che possono essere appunto, come dicevi te, un deserto, ma anche, non lo so, una distesa di ghiaccio, piuttosto che trovarmi in mezzo all'oceano o in una foresta. Ecco, queste sarebbero secondo me delle esperienze che avrei piacere di fare, più magari di visitare una grande città che ha il suo fascino, per l'amor del cielo, per la cultura, per la gente, per tutto quello che vuoi, però ecco, forse sono più attratto da quel tipo di esperienza lì. Sì, sì, sì. E altra domanda, passiamo un attimo a un altro argomento che ho sempre una curiosità. Di solito questo lo faccio quasi a tutti perché è sempre interessante, e ti rispondo anche io per primo. Cioè, se tu dovessi dare un consiglio a te stesso di 10 anni fa, partendo dal presupposto che io a quello, cioè al me di 10 anni fa, io una schiaffettina così nel dubbio ce la darei, giusto per che non si sa mai, sai che come incentivo vale sempre. Un attimo. Potresti darti un qualche consiglio? Allora, se dovessi dare un consiglio lo darei a un me di 20 anni fa, se vuoi, perché tu sei giovane, hai 10 anni meno di me, va bene se gliela dai a quello di 10 anni prima. Io devo andare un po' più indietro, gliela darei a quello di almeno 20 anni prima, e gli direi, per esempio, di studiare la filosofia. Ok. Perché credo che oggi la filosofia dovrebbe essere qualcosa che dovremmo studiare tutti, nel senso che la filosofia è quel campo di studi, se vuoi, che si pone delle domande e riflette sul mondo, sulle cose che succedono, sul senso della vita, sull'esistenza, cioè tutte quelle cose che dicevamo prima che non facciamo più. E invece la filosofia si occupa proprio di questo. E purtroppo noi abbiamo investito tanto su delle competenze, quelle dell'ingegneria, magari non lo so, della fisica, della biologia, queste cose qua, e la filosofia, che era la grande arte del passato, perché tu pensa ai greci, Sì. la filosofia era qualche cosa che si mangiava a colazione, pranzo e cena, e invece, non so, i filosofi che conosco oggi, poverini, uno lavora come bigliettaio alla CTV, un altro al McDrive, e dovrebbero essere invece le persone che dovrebbero aiutarci a pensare ai grandi temi della vita, cosa fare, dove andare, e questa parte qua si è persa, e mi rendo conto che già al mio tempo questa parte qua si era persa. Cioè, se io fossi tornato a casa dai miei a dire mamma, papà, vado a studiare filosofia, là lo scappellotto me l'avrebbero dato i miei, e ho detto fare ingegneria. Va a studiarlo serio. Filosofia non te fa niente. Capito? Quindi mi direi abbi più coraggio e magari leggitela per conto tuo, ma studiati la filosofia, impara a pensare, impara a ragionare.
E dopo mi direi anche magari di badare un po' meno alla forma e un po' più alla sostanza, e di non aver paura di buttarsi un pochino di più, che è una cosa che magari apprendi man mano che gli anni passano, cominci a disinibirti un po' e dici, oh sì, vado. Chiaro. Ma, Quindi questo. ma tornando un attimo al discorso del cambiamento che mi affascina un sacco, ma ad esempio, diciamo in soldoni, no? In concreto, è una cosa che uno può iniziare fin da subito, cioè posso già stasera, oggi pomeriggio, avere qualcosa da fare, un esercizio, un pensiero, anche una riflessione, no? Cioè, o semplicemente la subisco, capito? Cioè dico che esiste, ok, ho capito che ci sono queste tematiche, però le tengo, come dire, nel cassetto, no? Le subisco proprio in maniera passiva. Quindi, riassumendo, in concreto posso fare un qualcosina già oggi? Sì, senza dubbio. E allora diciamo che lo strumento che abbiamo, secondo me, per iniziare è quello delle domande, del farci domande, del porci delle domande. Noi non siamo abituati a farci delle domande. A volte facciamo fatica anche a farle agli altri, nel senso che aspettiamo che gli altri ci riversino addosso quello che devono dirci, ma non siamo abituati a fare domande e soprattutto ad ascoltare le risposte, che magari facciamo anche le domande, ma la risposta ce la siamo già data, quindi quando l'altro ce la dà, noi siamo già sulla nostra idea e non l'ascoltiamo, no? E fare domande e farci domande vuol dire iniziare a prendere consapevolezza appunto di quelle famose domande da filosofo che sono per esempio il chi sono io? Ma che cosa voglio veramente? Cioè, cosa sono venuto a fare qui? E allora questo tipo di consapevolezza, se vuoi, può essere anche allenata, per esempio, attraverso la cura di sé. Cioè, una domanda banale. Come posso prendermi cura di me stesso? Ok. Il processo può anche iniziare da questa domanda qui. Cosa succede nel momento in cui tu devi rispondere a questa domanda? Come posso prendermi cura di me stesso? Tu cominci a dirti, ok, per prendermi cura di me stesso devo capire, per esempio, che cosa mi piace. Allora ti dici, ma che cosa ti piace veramente? E di solito è una domanda che già ti spiazza perché tu pensi di saperlo e vai lì a dire cosa mi piace. Lo spritz però quando poi cominci, cioè dopo lo spritz, quando cominci ad andare un po' più giù, no? Ti metti lì in silenzio e cominci a entrare un po' più in profondità, no? Cominciano a venire fuori delle cose di te che dici, davvero così? Cioè, non sapevo di sapere queste cose, di essere così, no? Allora, da questa presa di consapevolezza di se stessi, in realtà può iniziare il viaggio, perché se io comincio a conoscermi un pochino, capisco che cosa mi piace. Quando capisco che cosa mi piace, comincio a chiedermi come faccio ad ottenere quello che mi piace? E allora mi metto in movimento, no? Inizio ad andare verso quella direzione che abbiamo detto prima. Quindi non servono grandi cose, ma iniziare a farsi anche domande semplici e poi se le risposte non vengono, non importa, cioè io mi faccio la domanda intanto oggi, non mi viene la risposta, pazienza. Magicamente, quando meno te lo aspetti, quella risposta arriva e hai risolto quella parte di domanda, no? E poi provi con un'altra domanda e diventa un gioco Ok, che fa avanzare però. Ecco, chiaro. questo potrebbe essere un consiglio. Ma può essere anche applicato al mondo lavorativo sempre anche in senso lato, una possibile, diciamo, ricerca di questi significati? Sì, assolutamente, perché ti dico, cioè noi alla fine non siamo delle scatole chiuse, per cui noi non siamo diversi nell'ambito familiare, nell'ambito affettivo, nell'ambito dell'amicizia, nell'ambito lavorativo, non siamo persone diverse. Siamo comunque sempre la stessa persona che deve fare i conti con ambienti differenti, no? Con dei setting differenti, il che vuol dire che magari se io incontro Andrea così in amicizia per una birra, due pacche sulle spalle, e se lo incontro in ambito lavorativo magari sono un po' più formale, ma io non sarò diverso, Andrea non è comunque diverso, no? E allora una cosa su cui si può lavorare, secondo me, per diventare un pochino anche più veri, per dare un po' più di pienezza anche a se stessi, è quello di iniziare a lavorare, per esempio, su due cose che mi piacciono tanto, sulla relazione, cioè il come ci relazioniamo con noi stessi. Ok, Direttamente, per esempio, noi con noi stessi
siamo degli stronzi assurdi, cioè, siamo i peggiori giudici di noi stessi, abbiamo zero compassione nei nostri confronti, cioè siamo veramente, ci trattiamo assolutamente male, quindi già iniziare a autorelazionarci in maniera più accogliente con noi stessi, cioè a bastonarci un pochino meno e ad accoglierci un pochino di più, anche nelle nostre mancanze, ci aiuta ad allenare un qualche cosa che poi possiamo portare fuori ed applicare anche nei confronti degli altri. Perché per esempio quando tu conosci una persona, ma tutti, non tu perché sei tu, si conosce una persona, la prima cosa che balza all'occhio sono i suoi difetti. Ok, vero. Guarda, che cioè, noi siamo bravissimi ad approcciarci nel trovare il difetto, no? E invece nella relazione, quella vera, sana, facilitante, la prima cosa che noi dovremmo fare sarebbe aprirci e accettare tutto quello che arriva dall'altro, valorizzare le parti positive e guardare, ma con serenità, anche alle mancanze, perché molto spesso quello che ci dà fastidio negli altri è qualche sassolino che abbiamo dentro noi che si manifesta attraverso l'altro. Cioè, l'altro molto spesso è il nostro specchio. Allora, tu dentro non ti vuoi guardare perché a volte meglio di no, insomma, no? Però trovi qualcosa nell'altro che ti dà fastidio. Allora, sarebbe da chiedersi, quella cosa che mi dà fastidio nell'altro, che cosa mi sta dicendo di me? E allora in quel modo lì inizi questo lavoro di conoscenza, di autoconoscenza anche, che poi è funzionale alla comunicazione con te stesso e alla comunicazione verso l'altro, perché anche la comunicazione in realtà, nella mia visione, ma è quella forse che dovrebbe essere, perché io non ho fatto latino, però mi sono andato a guardare su Wikipedia una volta che cosa vuol dire comunicazione. E comunicazione dal latino deriva dalle parole cum, munire. Cum è con, munire è legare, quindi è tipo co-costruire. La comunicazione è una costruzione fatta assieme, oppure deriva da comunico, che vuol dire mettere in comune. Allora capisci bene che comunicare è donare qualche cosa, mettere in comune con qualcun altro qualche cosa. Cioè è quasi fargli un regalo, cioè fargli un dono. Ma io quando faccio un dono, quando uno compie gli anni e gli porto un dono, allora di solito cerco di prendere un regalo pensando a che cosa gli può piacere, poi gli faccio anche un bel pacchettino e glielo porto. Quando comunico dovrei avere la stessa attenzione nel comunicare con lui. Quale potrebbe essere il modo, cioè cosa gli posso portare di me a lui nella comunicazione? Lo impacchetto anche bene e se ho questa cura qui nel farlo, ha voglia che le comunicazioni migliorano. Chiaro. Ma sai E che è il modo con cui in realtà possiamo anche migliorare il mondo, cioè secondo me la vera sfida è lavorare su relazione e comunicazione per cambiare come va il mondo. Ma penso che tra l'altro quello che hai detto cioè, mi faceva un po' riflettere anche sulle mie esperienze, come io ho notato tante volte la mancanza di empatia delle persone che spesso che si trovano in team di lavoro, magari, e ci sono persone dotate di grande empatia, nel senso che al di là dell'aspetto tecnico di quello che devono fare in quel momento lì, capiscono che hanno di fronte. Capiscono cosa stanno provando e cercano magari di creare quel clima positivo per andare avanti. Ci sono persone invece che secondo me non riescono proprio ad immedesimarsi e a capire chi hanno di fronte. Quindi non so se anche qua è una questione di chi magari ha più talento, chi ne ha meno, però tipo questa cosa di sapersi relazionare in maniera anche onesta tra le persone. Cioè, io lo dico sempre alla fine anche con tanta gente con cui lavoro, io non ho problemi a condividere anche aspetti che non sono del mio mondo lavorativo con te, perché comunque quello che sono in questo momento non è che sono diverso da quando, come dire, arrivo a casa. Esatto. Però tante volte ti accorgi invece che, ma secondo me è anche un discorso di timidezza, fragilità, non so, però si tende, capito, ad archiviare, a mettere, come dire, dei muri, dei paletti attorno per essere più difesi, forse anche per essere meno attaccabili, perché giustamente se io ti dico una cosa magari personale
è ovvio che, come dire, sto condividendo una cosa preziosa che magari può anche ritornarmi contro. Però effettivamente penso che ce ne sarebbe tanto bisogno di, ma lo dico anche per me, nel senso, non sono nessuno per, per dire di aver capito chissà cosa, però è tanto bello esplorare questo mondo qua, secondo me è tanto utile in praticamente tutti i campi. Comunque Matteo, io mi sono proprio divertito, ho fatto... Ti sei frizzato? Allora, c'è questo giochetto che io lo sapevo, avevo la certezza che mentre ti dicevo una cosa importantissima, la connessione cadeva. Quindi, su questa cosa qua, io non lo aggiungo, così sei costretto ad andare a vedere dall'altra parte. Io avevo la certezza matematica che questa cosa qua sarebbe accaduta. Comunque, va benissimo così. Ti stavo dicendo... Fino a dove ho sentito ero perfettamente d'accordo con te, hai detto... E allora va benissimo così. Comunque ti volevo ringraziare chiaramente di questa chiacchierata, mi ha fatto un sacco piacere, anzi se hai voglia sarebbe anche bello riproporre queste cose anche su temi particolari, insomma magari su temi più verticali. Ti volevo chiedere l'ultima cosa, chiaramente se hai voglia di lasciarci un'ultima perla di saggezza, un qualcosina che a conclusione di questo discorso qua? Ok, allora, pesco un po' dal coaching, anche in questo caso. E una cosa con cui ti posso lasciare, è quella di dire un piccolo compito per casa, diciamo, no? Siccome abbiamo detto prima che cambiare a volte diventa difficile, no? E magari a volte ci creiamo un sacco di alibi del tipo, ma sai, non ho tempo, ma sai, sono pigro. In realtà molto spesso non è tanto una questione di pigrizia o di tempo, ma è più che altro una mancanza di direzione. Che cosa vuol dire direzione? Il fatto di magari non avere un obiettivo, cioè avere un obiettivo da voler raggiungere e non aver definito un modo per raggiungerlo. Allora, per allenarci a fare questo, l'idea è: pensiamo ad esempio a un obiettivo a breve, meglio se a brevissimo termine, anche una stupidaggine, cioè ci diamo un obiettivo su qualche cosa che vogliamo raggiungere. Più vicino nel tempo è e più semplice è, meglio è in questa fase. Una volta che abbiamo definito quell'obiettivo, ce l'abbiamo chiaro, chiediamoci quali sono le 2 o 3 azioni che vogliamo fare per raggiungere quell'obiettivo. Ci sei ancora, Andre? Penso che StreamYard ci abbia abbandonati in maniera paurosa. Vabbè, vedo che Matteo non lo trovo più. Vediamo se riesco a riaggiungerlo. No, secondo me si è staccato. Va bene, comunque, traendo un attimo le conclusioni, aspetta che forse lo rivedo. Oh, eccolo qua! Allora, dobbiamo sintetizzare. Allora, ripartiamo da capo, nessun problema. Se vuoi lasciarci o lasciarmi con una perla di saggezza per concludere questo discorso qua, volentieri. Allora, dicevo che molto spesso noi ci creiamo degli alibi e diciamo che magari non abbiamo tempo, siamo un po' pigri e quindi non riusciamo a fare le cose per questo motivo qua. In realtà quello che probabilmente ci manca è trovare una direzione e quindi darsi un obiettivo, un piano d'azione. Che cos'è un obiettivo? È decidere che cosa voglio raggiungere e può essere anche una cosa molto piccola nel breve, brevissimo termine. Quindi una cosa semplice da individuare
nel brevissimo termine che voglio raggiungere. Fatto questo, decido 1, 2 azioni, massimo 3, che voglio mettere in campo per raggiungere quell'obiettivo che mi sono dato. E me le temporizzo anche, cioè mi dico, ok, prima azione, voglio fare questo e lo faccio questa sera alle 7. Dopo voglio fare questo, lo faccio entro la mattinata di domani e dopo voglio fare questo entro mezzogiorno di dopodomani. Altra cosa fondamentale è darsi un indicatore di raggiungimento, cioè dire, ok, come faccio a capire qual è quella cosa che mi farà capire che le azioni che ho fatto mi hanno fatto raggiungere il mio obiettivo? Ecco, con queste 3 cose qua, obiettivo piccolo e a breve e brevissimo termine, azioni semplici e temporizzate, monitoraggio, un sistema per capire se le azioni hanno avuto successo oppure no. Una volta che abbiamo fatto questo, vediamo, mettiamolo in campo e vediamo come funziona. Se funziona, solitamente che cosa succede? Che uno si sente anche figo perché dice, oh guarda, volevo fare questo, sono riuscito a farlo. E allora che cosa si fa dopo, no? Si dice, beh, riprovo, no? Quindi altra piccola azione, altro piccolo piano d'azione e si va avanti così. Quando si è automatizzato un pochino il sistema, possiamo anche dire, ok, il mio obiettivo adesso lo prendo più grande. Lo spezzetto in obiettivi piccolini e mi faccio tanti piccoli piani d'azione. E questo è un modo, per esempio, per arrivare a quel cambiamento che dicevamo. No, È una no. strategia, se vuoi. Sì, 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 sì. Sì, che poi è un modo per affrontare i problemi. È un modo per affrontare qualsiasi tipo di cosa. Va Alla bene. fine. Va bene, ascolta, ti ringrazio un sacco per questa chiacchierata Grazie a te, Andre. e ci vediamo presto. Ciao, ciao. Ciao, grazie.